2016 porta un momentino, è una finanziaria che si capisce che è stata fatta per dare stabilità ai nostri conti, ma che doveva tener conto anche di indicazioni che arrivavano dall'Unione Europea. Perché da una parte, e adesso le vedremo, introduce alcuni orientamenti, interviene in maniera leggera su qualche diminuzione della pressione fiscale diretta, ma dall'altra parte ti introduce, è stato agitato un anno, però la finanziaria del 2016 porta necessariamente il fatto che dal 2017 l'IVA aumenterà, ma aumenterà non di poco, cioè se stiamo aumenterà perché l'aliquota ridotta del 4% resterà inalterata, quella del 10% che è l'aliquota prevalente nel settore dell'edilizia passerà dal 1 gennaio 2017 al 13% dal 10%, e per quanto riguarda l'aliquota IVA del 22% avrà un aumento di 2 punti nel 2017 per arrivare al 25% che è l'aliquota massima prevista dall'Unione Europea nel 2018. Quindi tutto sommato meno tasse, forse qualcosa sì, qualche indicazione c'è, ma nello stesso tempo prepariamoci a un futuro che non è di migliori, anche perché il gettito fiscale, nel momento in cui stiamo vivendo ancora la crisi, non è facilmente sostenibile al welfare che noi abbiamo.